Sì, un poco abboltanata. Sì, signor Litteri, ora che siamo soli, io ci devo dire una cosa importante. Vedi come sta buttando la casa tutta Fiammetta! Un'è la pizzerita! Fuori! Fiammetta, un'è! Fuori, sta facendo Un'è, i so- Fiammetta! È fuori, sta facendo i suoi bisogni, fuori. Fuori fai bisogni! Dice che in casa non me lo sporcare qui, ora io sono Ma che si siamo uniti a pizzerina fuori? Dimmi Sì. che è successo? Un'è! È successo che mentre tu non c'eri, mentre tu mancavi da questa casa, sai cosa è successo? Tu Ennero, Guido Ferrari, tu disgraziato maledetto, signore la guardare, non ne possono potuto affetturare. Ah, si è approfittato di tua figlia, Di mia capito? figlia? Sì, signore, l'ha sedotta, ha consumato prima del matrimonio. Ah, sì? Sì, signore. Quindi non è più allibata? Non è più allibata. Sono allibita. Esatto. A proposito di allipata, Che fu fatto? Dimmelo! A proposito di allipata, io vi devo dire una cosa importantissima. Ma stiamo parlando! E allora dimmi, da me cos'hai? Lo so. Come sai? Perché è incinta? Come è incinta? Sì, signore. Perciò dopo 15 anni qua già sai che è incinta. No, perché ci sono tutti i sintomi, ci sono. Ma quali sintomi ci sono? Niente, stitichezza, Sedichezza, stanchezza, la stanchezza, rilassatezza, rilassatezza. abbandonatezza, Sì. alito pesante. Vabbè, l'alito pesante non è un sintomo. Sempre, l'ha avuto sempre. Sempre vero, l'ha avuto. Nausea, Nausea. e stimolo di vomito. Che vomito. Tutte quante ce l'abbiamo. E Come già perciò- si andare alla stanza ne viene a tutti. E perciò è incinta. La pizzerita è incinta, perciò. Non credo che siamo incinti tutti, però stavolta la scucciamo tutti. Ma allora, Allora? stiamo diventando nonni. Stiamo diventando ricchi! Io però questa cosa importante ve la devo dire. Devi stare zitta! Qui. 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 Cosa abbiamo qui? C'era voi? La pizzerita, la pizzerita. Rapici. Madre mia. La pizzerita, un mi metto a cura. Uscio. Grazie, guarda che c'è. Guarda che c'è. Mamma che stupenda! Fiammetta, gioia! Ehi, vai! Basta! Accuccia qua, accuccia là! Accuccia. Marci mia. Figlia mia! Figlia mia! Aspetta. Sta perché è una tragedia? La tragedia, sì. Rapema botta. Facciamoci scendere tutto. Ma perché? Posso? Allora. Figlia mia! Che te fece? Non devi essere incinta! Figlia! Ah! E qua fu chiesto! E come mi lascia tombolato! Ai, siamo uniti, che fai? T'aiuto! Ehi, aspetta. Stancai! Questo marito lo ammazzo! Ma Questo perché marito lo state ammazzo! dando tutte ste voci? Per vicini! ce l'hanno a fare sì. Guarda, c'è telefoni! Io lo ammazzava, chiesto! Questo marito lo ammazzo! Basta. Che dici? L'ultimo colpo. Questo marito lo ammazzo! Vabbè, non c'è bisogno che ci telefoniamo perché come ora non sono tutti vicini e ci raccontare. Sei sicuro che non dicono? Sicuro, sicurissimo. Io non sono da Piazza Europa fino a Catania. Gioia mia, come ti senti? Poco meglio, dimmi, contami che succedeva? Eravamo alla festa di celebrare. E a un certo punto stavamo bevendo tantissimo. Sì, infatti, magari io stavo bevendo, adesso certo quello Stavo bevendo tantissimo. Allora a un certo punto, io mi sono sentita afferrare con le mani. Ma mi sono afferrare dalle maniglie dell'amore. Sì, dalle maniglie dell'amore. Ho corre mano alla scala io. Non tutto un pezzo di qua. Fallo parlare, moto! Allora a un certo punto mi sono sentita afferrare e poi sono svenuta. Come sei svenuta? E mi sono risvegliata quando ero dentro una spazzatura. Una spazzatura! Una spazzatura! E perciò noi ci andiamo a sopportare a uno che piglia la femmina e aieta! Che quieta, che non stonato come lo sai che è distratto. Ah, visto, ci va su butone la munnizza. Cretino! Che ci fa? Guarda, ti rimprovero! Marico, va, perché ti fai?
ietta andare a munnizza. Ma non ce n'era pericolo, non ce Ma n'era. perché non c'era pericolo? Perché il fatto è successo di domenica. A Munizza se la portano giovedì, Giusto. da 4 ore non me la C'è, faceva che mangiava la giusto, carne. hai Ora basta! Oh, io vi devo dire una cosa importantissima! Perché mi si onna che l'aiutano. Avanti, Avanti, parra. Posso parlare? Forza, parra, aiutati. Oh! Avanti, finisci. Ma che vuoi? Che manca cominciai! Allora la cosa è l'onna. Allora, io vi devo dire questa cosa importante. Di quella sera del Dio celibato, no? Sì. Eravamo tutti contenti, Sì. eravamo felici. Sì. E io a un certo punto mi sono fatta prendere Dall'entusiasmo. No, dal mascolo. Che mascolo? Tu del mascolo? Sì. E che nome dai? Chi sono i No, novità. Qui era. Ecco, il maschio era quel... Ma molto subedete, va! Io, apri la porta. Chi è un maniaco sessuato? Mettete là, mettete là. Dai, mettete. Io sono arrangiata, non so come reagisco Oi, appena viro, Aspetta. Aspetto. Non che Luca fa scandare il pedavero. Ma come? Che dobbiamo fare tutta una parte di teatro. E perché non sei un siamo che a teatro? A televisione siamo Ah, non siamo teatro. A Io facciamo fare critica, siamo sediati. No, siamo studiati per davvero. Grazie a Io pigliamo un testamento, pigliamo l'eredità, hai capito? Sì, va bene. Andiamo a fare la parte. Calzare. Rapici. Avanti. Ciao Fiamma! No, non è Fiamma, Kid. Quella è Filomena, chi sta è Fiamma? Ciao Fiamma! Ma mi ricordava così larga, signor Litterio? E continua, non solo chi gioca fasciste prima, vero? Ancora tocchi. Non la tocchi, Ciao amore. Ancora fogna lava stupà, ancora, signor Litterio, si sente? Ma come, io passo che l'avevo stupato tu? Signor Litterio, Sì, sono venuto per chiedere perdono. bravo, guarda quando è simpatico, chiede perdono. Signor Litterio, sono venuto per assumermi tutte le mie responsabilità. Guarda quando è simpatico, si assume tutte le responsabilità. Mai mi era capitato di comportarmi in maniera così animalesca. Guarda quando è simpatico, è animalesco. Sì, un animale, a 30 secondi di puro sesso, compresa la vestuta spugliata, fumate sigaretta, una cosa. Sì, e tu come sai? Ecco, è questo, io ci Io devo sono dire- venuto, signor Litterio, per espiare le mie colpe. Sì, guarda quando è simpatico, vuole spiare. basta. Ed è per questo, proprio per questo, che mi farò prete. Ma ancora non ho finito. Un attimo, non ho finito. Ed è per questo, dicevo, che mi farò prete. Ma te fa finire però, signor Litterio, se no non continuiamo più questa cosa. Ma che stai dicendo? Ma che cosa dici? Di che cosa? Che cosa hai detto? Di che cosa? Ma scalcione farabutto, pezzo di cane a randaggio. Cani randaggio. Per non eri bastardo, che mi pare pesante. Pezzo di cane a randaggio, dopo quello che hai fatto, che hai sottomesso mia figlia, ora dici che ti vuoi fare prete? Scusate. Mi scappavo. Non si deve dire sta parola, manco la devi pensare. No, ma io non ho detto prete. Mi scappa, non la dico. Io non ho detto, io volevo dire che mi voglio fare a questo punto quella parola là che, La parola che non si può dice. dire. Dente. Che vuol dire? Pretendente. Ah, tu stai facendo pretendente della mano di mia figlia? Certo. Sì. Ma manco per sogno! No. Ma come? Tu ti sei comportato da moscazzone, non se ne però parla. non ne devi parlare! No. Non se ne parla! No, Che ringrazia assolutamente. Dio che non ti stai mettendo in mano da un vuoto, ringrazia Dio! Scusate. Se dovessi dare ubbidienza al mio istinto, io ti Assolutamente. spero con la destra! Tu si hai parla, abusato di questo gioiello di figa! Tu devi sparire davanti all'occhio miei! Allora me ne Te posso devi andare? Me ne posso come andare? vai? Vieni qua. Aspetta, è un momento! Hai detto che me ne potevo... Questo scazzone farabutto! Guarda che ti rimprovero, io ti rimprovero, cos'hai capito? Come tu, quello è un fiore, un fiore. Guarda che bello, Michelino. Un bericeo come quello. E tu ne approfitti, tu devi sparire davanti a me, hai capito? Signor Litterio, io devo sparire. Devi sparire. Me ne vado. No, però peccato stai richiedendo. Comunque, siccome mi stai fando un poco di pena, Grazie, mi devo consultare con mia moglie. grazie, Vado in consultorio familiare. grazie. Che non è che non so. Io non penso. Non è che non Ci penso, la faccio peggio, non tirare peggio quando ripenso prima non mi guardo bene. Esatto, una munizia, se ci capitava una cosa ammazzava. Abbiamo parlato. Sì, Chiamami. Chiamami. come? Mamma. No. Edu.
babbo. Magari fissa, ma vogliamo come vuoi tu. Babbo. Ti concedo la mano di mia figlia con gli annessi e connessi. Grazie. E ora subito dal notaio all'aprire il testamento. La felicità.